L'edizione 2011 di Bella di Marca, come vuole tradizione, è partita da Vittorio Veneto sabato 21 maggio alle ore 21 in Piazza del Popolo. È qui che Claudio De Stefani, accompagnato da Eva Chiesa, la messa in carica, ha presentato le concorrenti provenienti da tutto il nord-est, che hanno sfilato ai piedi del municipio in abito casual, abito da sera e costume da bagno per aggiudicarsi il titolo di Bella di Marca Vittorio Veneto, il primo di molti che verranno assegnati nel corso dell'estate, durante la quale il concorso toccherà numerose province del nord-est. La 13ª edizione, possiamo dire ormai un evento tradizionale, come è cambiato, come si è evoluto in questi anni il concorso? Noi siamo partiti praticamente un po' a piccoli passi, logicamente abbiamo cavalcato le prime tappe nella zona periferica Vittorio Veneto e i limitrofi. Adesso quest'anno praticamente dopo appunto 12 anni riusciamo ad arrivare dove praticamente Bella di Marca non è più simbolo Bella di Marca, perché logicamente non è più il simbolo di Treviso, ma va oltre confine, quindi andrà a toccare oltre le solite date di Belluno, che è Belluno, Feltre e Pieve di Cadore. Quest'anno avremo anche la new entry, praticamente sono 2 tappe, sono praticamente Pieve di Sacco e Mirano, la tappa di Jesolo, che dovrebbe essere un appuntamento importante di quello, oltre a Caorle che ha già riconfermato, e quindi diciamo che a oggi praticamente siamo sull'ordine delle 15 tappe.